Buonasera a tutti e ben chiatassa a Novis. Un uomo residente a Monfalcone di 80 votants alla Coppa della FIA in tal dì dal suo 60° compleanno. Per dopo di avassi la vita, l'omicidio e suicidi si è consumato per strade in tal Padoan, davanti al portone di abitazione dove che viveva la femmina e dove che i due corpi sono restati a tiere. Le vittime sono Stelvio e Doriana Cerqueni, tutti e due nasciuti in Serbia. L'uomo alle partite di Monfalcone diretta a Sarmeola di Rubano a Chiase de Fie per feste di compleanno. Alla trat con una pistole, copanle, da spola, drecciate le armi, quintri di sé gli avanzi, le vite. Il delitto è succeduto per una baruffe, la dinamica è stata ricostruita dai carabinieri che stanno in che modo finite i contorsi delle vicende e accertando i motivi dal fatto. E un uomo ha copato il FIA a colpo di Curtis. Le succedute in tal prin dopo Misdimbi e Stuparic, Cutuardis a Trieste. L'uomo è stato bloccato e stuarcis dall'ordine che sono intervenuti sul puesto e portato via in manettis. La vittima era già morta quando sono arrivate ambulanze, polizie e carabinieri. E sarebbe state colpite più volte con une armi di tai, sedi l'omicidio che il FIA sarebbe in foreste connazionali. Un agente delle polizie di Stato in servizio e questure di Udin, Gianluca Quaino, di 52 anni, ha perduto la vita in un incidente stradale succeduto ieri sera tordes Votemiege a Moimans, in località Tre Pieris, di lung de statale tra Remangias e Cividate. Una Hyundai e una Fiat si sono dati squintri in maniera frontale. Sul puesto sono intervenuti i sanitari e gli sguardi dal fug di Cividate. Ma per la gente che l'idea ora è entrata al lavoro non è stato nulla di fa. Il conducente di altre vetture, un giovane di 21 anni, residente Foresta Udin, è restato ferito ma non è in pericolo di vita. Quaino all'asse due figli di 13 e 17 anni. Il Green Pass obbligatori per tutti i lavoratori e le agevolazioni per fare tamponi sono soluzioni che vanno incontro alle domande di diverse regioni, in particolare dal Friuli Vignesi e Giulia. Lo ha sottolineato il presidente Massimiliano Fedriga. Sulla ripresa delle scuole, il governatore ha affermato che anche se in un momento di difficoltà non sono segnalazioni particolari di criticità che la situazione è sotto controllo in regione. Sui pericoli di infiltrazione mafiosi possibili, in distribuzione dai fondi, dal PNRR, ha affermato che le ben fa controlli che squegnin però servì a garantire la legalità e non hanno di trasformarsi in burocrazie eccessive che blocca interventi. Un uomo di 87 anni di Trieste che ha ricoverato col Covid alle morte UE. Le persone ricoverate in terapia intensiva in Friuli Venezia e Giulia arresti NUF che si è trasparsa a 47. UE su 4.625 tamponi molecolari sono stati rilevati 93 news infetti con una percentuale di positività dall'1,97%. A sono anche 4.640 voti di provi antigenici in Dulà che sono stati rilevati 9 casi, 1.317 sono le persone in isolamento. Il Comune di Udine ha un nuovo assessore all'istruzione, Elisabetta Marioni, che per anni è stata insegnante al Stringer. La nomina è succeduta in tal corso di un incontro in sede delle Leghe Areane. Allora, ho sentito il sindaco Pietro Fontanini. Ieri sera abbiamo fatto la riunione del gruppo consigliare dell'ECI in tal comune di Udine e io ho dato un'indicazione, ho detto che ho intenzione di nominare il nuovo assessore all'istruzione, la professore Elisabetta Marioni. È una scelta che premia anche l'impegno di chi steneste consigliere che ha preceduto la Commissione Cultura e Istruzione per tanti mesi ormai di queste bande e come avrà il compito di guidare proprio l'istruzione che è una roba complicata perché a Udine sono tante scuole, ho 20 anni a Arleers e quindi bisogna stare da ora queste persone e al team perché come è appena andato in pensione e ha insegnato fin che altri giorni al Stringer di Udine e quindi darà una mano insomma, al comune per rendere innanzi un settore, un lavoro delicato come quello dell'istruzione.
A Albe di Ue è stato il blocco di un treno di Trenitalia tra Trieste e Monfalcone che ha causato di servizi e ritardi su tutte le linee regionali a causa di un guasto, coincidenze perduti, ritardi sui puesti di vore e persone senza inzornamenti. Questa è la situazione che nos ha descritto numerosi nostri lettori e che è stata confermata anche dal Comitato Pendolare Salt Friuli, che ha sottolineato che c'è un problema tecnico semplice al vedi causato dopo anche ritardi di 80 minuti su tutte le linee Trieste-Udine. E è state scoperte le persone che ai 10 di settembre hanno abbandonato un parco sospiete dentro dal Tribunale di Trieste, facendo scattare l'allarme con l'arrivata dai OMS delle Polizie di Stato, dai artificiers, dei Digos, delle Polizie Scientifiche e dei Guardis dal FUC. In tal plica abbandonata erano state schiattate cers votivs di materiale religioso e un biglietto indrecciata e comunitato dal Tribunale di Trieste. In gracis des immagini registrati dal sistema di videocontrollo si è rimontata il responsabile, una femmina di 60 anni residente a Trieste che ha ammettuto la paternità dal fatto. Finis i discomuts per abitanti e operatori economici di Borg Graccian a Udine. Infatti, è stato scierato in maniera definitiva il cantiere che per diversi mesi ha bloccato le vie storiche per il rifacimento dalla strada. Loris Michelini, vice sindaco di Udine, ha illustre le caratteristiche dall'intervento. Poi Graccian è veramente avevi, perché qui ho fatto di nuovo le strade, col porfit, con le resine, con sottostrati in cemento, veramente come in altri svis dal centro si ritorna a vivi come una volta, perché con le strade nuove ho veduto anche in altri sbandi, si ricrea il comitato, si ricrea tutte le vite che ieri prima un po' che così lasciate abbandonate, no? Ecco perché qui sta il collegamento tra Piazza Garibaldi, via delle Cisterne, le piste ciclabili, sono stati fatti anche dei interventi per i sottoservizi, quindi aghe, gas, eccetera, però posca, ma lo strato proprio, il materiale usato che è il moderno, che rinta anche dà un senso di storicità, di vivacità e ho credo anche di appartenenza, ecco, perché via Graccian è un borg, tal Grand Borg e te città di Udine. 50 opere dai più importanti protagonisti d'arte dagli ultimi 2 secoli saranno in mostre a Udine, a Chiesa Cavazzini, in occasione delle rassegne La Forme dall'Infinito, che sarà screata il 16 di ottobre. In Fevele il curador Don Alessio Geretti. A Sindoglie ha una mostra che non può imperdi, perché in questa esposizione potremo chiatarsi davanti opere che nos viergin a un'immensità grandissima davanti noi, con autori come Monet, come Kandinsky e tanti altri che nos fanno sentire davanti un privilegio. E le tutto pronte per grandi feste domani e domenica per il 60° anniversario del Frecis Tricolors, un compleanno che porterà in Friuli il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e animerà i 4 comuni d'ogni e de base di rivolte, Codroi, Plistizia, Bertiul e Basilian. Allora sentiamo il sindaco di Basilian, Marco Del Negro. Domani e domenica il nostro Friuli e il nostro territorio, no? Basilian, Codroi, Listizia, Bertiul, potranno ospitare una manifestazione importante, che è una manifestazione, non una manifestazione che acclama di fur, ma una manifestazione che dà lustri al nostro territorio, ai nostri paesi e all'attività dei volontari di protezione civile che stanno lavorando con passione, con attenzione per collaborare a che le manifestazioni viene di fur, una bella occasione di feste, una bella vetrina pubblicità per il nostro Friuli. Quindi seguite su Telefriuli e sulle dirette RAI queste iniziative, queste manifestazioni e sapete, tenete conto e venite a conoscere il nostro territorio, il nostro Friuli, che anche a Basilian ha tanto dimostrato, tanto di scuviergi.
Per usgnota le dutte, gnovis al torne l'unis, sempre snovan col vinizio zere. Grazie, arrivederci.